Settima corsa, è il centrale della serata. Ultima prova del Super Frustino, ancora in 4-5, ovviamente Marco Stefani è nettamente al primo posto, mentre c'è ancora lotta per la seconda posizione. Intanto vediamo di galoppo Zolabad. Veloce Gianluca Bocco, scende al comando, attaccato da Unica Kagemar, poi vediamo Speciales all'esterno, l'errore sulla curva anche di Unno. Numero 2, Unno squalificato. Poi il 3 di Zuma Horse in terza posizione, intanto Speciales sfila al comando sulla condiscendente Gianluca Bocco e quindi ora il nuovo Battistrada, il figlio di Ganymede di Andrea Vitagliano, al comando dopo 400 metri 28,5. Seconda posizione per Lucio Becchetti con Gianluca Bocco. Poi vediamo la terza posizione per Unica Kagemar. Intanto arriviamo ai 600 metri in 44,3. Passaggio davanti alle tribune, Speciales, Gianluca Bocco, Unica Kagemar, all'esterno avanza Tessop Sony con Salvatore Cintura pedinato da Ultras Griff, all'esterno anche Tarek, mentre chiude il gruppo Viola Trio in quinta alla corda, dietro anche a Zuma Horse, il giro in 58,8, 14,5 l'ultima frazione, siamo sulla penultima curva, sempre al comando Speciales e Santo Mollo, chilometro in 1,13,6. All'esterno ci prova Tessop Sonic, avvicina il battistrada, poi all'esterno anche Ultras Griff, l'altro allievo di Andrea Vitagliano. Siamo a poco più di 400 metri dalla conclusione, retta di là, passata in 14,1, sempre in vantaggio Speciales con Gianluca Bocco in seconda posizione, poi Tessop Sonic che sembra avere un po' finito le energie, viene deciso anche Ultras Griff. Ultima curva passata in 14,9, sembra una sfida fra i due cavalli di Vitagliano, Speciales al comando e Ultras Griff all'esterno, di dentro c'è anche Gianluca Bocco, ultimi 50 metri, Speciales che viene a vincere su molto vicini Unica Kagemar e Ultras Griff, quindi vittoria per Santo Mollo, Speciales che dopo esserci andato vicino ha trovato finalmente la sua corsa. Il figlio di Ganymede e Dennadra, lo rivediamo vincere bene in percorso di test, sfilato dopo 250 metri e per lui non ci sono più stati problemi. Secondo è forse ancora Unica Kagemar con Antonio Greppi, mentre al terzo è Salvatore Cintura con Tessop Sonic. Andiamo a vedere la classifica del Super Frustino con Santo Mollo che andando a 25 probabilmente, non ci sono dubbi, è il secondo finalista, quindi possiamo già sbilanciarci. I due finalisti per la finale del Super Frustino di questa sera sono Marco Stefani e Santo Mollo.